Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini oggi ad Agrigento. Finalmente giustizia per la giovane Lorena 40. Panico ieri sera al villaggio Mosè per un vasto incendio. L'area progressista di Agrigento invita a scendere in piazza. La Democrazia Cristiana chiede un consiglio comunale straordinario su acqua e depurazione. Al Circolo Empedocleo presentato il libro di Ester Rizzo per iniziativa della FIDAPA. Alla Lucchesiana presentato il volume Un muro dopo l'altro. Bentrovati da TVA Notizie. Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini oggi ad Agrigento, incontro con i giovani e l'invito a votare sì al referendum. Arturo Cantella. Maurizio Landini oggi ad Agrigento per un incontro con i ragazzi. Ecco le motivazioni e il messaggio che lanciamo ai nuovi giovani che un domani saranno il futuro della nostra nazione. Che bisogna cambiare le attuali leggi sul lavoro perché hanno determinato una precarietà e uno sfruttamento sul lavoro pericoloso, e una persona per essere libera non deve essere precaria, deve potersi realizzare nel lavoro che fa, deve avere uno stipendio adeguato, non deve morire sul lavoro e deve essere in grado di poter utilizzare al meglio la sua intelligenza per far crescere questo paese e per potersi realizzare come persone. Tutto questo oggi è impedito da una logica che negli anni ha messo al centro non la persona, ma ha messo al centro il profitto, il mercato e la competizione tra le persone. Quindi penso che sia importante riaffermare invece una cultura del lavoro e della centralità della persona, proprio per affrontare i tanti cambiamenti che abbiamo davanti, dall'intelligenza artificiale ai cambiamenti ambientali. Bisogna rimettere al centro la persona e il lavoro e i suoi diritti. Un lavoro importante questo che avete fatto per il referendum, la raccolta delle firme, ora si andrà a votare. Assistiamo che c'è un po' di silenzio insomma sul referendum, non se ne parla. Beh sì, c'è un tentativo esplicito, penso alla RAI in modo particolare, non sta facendo comunicazione, c'è quasi una congiura del silenzio. Nonostante questo io vedo crescere nel Paese, appena si conoscono le ragioni del referendum, una partecipazione importante, ed è importante andare a votare non solo per il diritto che va esercitato, ma perché con questo referendum si cancellano leggi balorde e si danno diritti a milioni di persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Questo referendum non voti per un partito o per un governo, voti per estendere i diritti e le tutele alle persone, voti per dare un futuro ai giovani che non sia precario, voti per un nuovo modello di sociale fondato sulla libertà e i diritti nel lavoro. Landini, vedere questo teatro pieno di tante persone è bello, no? Ha anche un significato, dico, cosa che succede anche in tantissime piazze dove lei va. Lei ha un effetto catalizzatore notevole, chissà un domani, puntini puntini. No, ma queste sono storie. Il tema oggi è portare a votare le persone e raggiungere il quorum. E credo che un sindacato debba fare questo lavoro per dare voce e diritti a chi per vivere ha bisogno di lavorare. La maggioranza delle persone per vivere ha bisogno di lavorare oggi non è rappresentata, e soprattutto le nuove generazioni che in alcuni casi sono costrette ad andarsene via dal nostro paese per poter utilizzare le sue intelligenze. Ecco, questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente evitare, e credo che sia importante rafforzare la democrazia e dire a chi pensa che tanto a votare non serve a nulla perché non cambia mai nulla, che stavolta con questo referendum loro per un giorno possono diventare parlamentari, perché questo referendum ha l'obiettivo di cancellare leggi sbagliate fatte dai vari governi che ci sono stati in questi anni e di rimettere al centro i diritti delle persone, e votando sei tu che puoi cambiare la tua condizione. Apprezzata nel nostro paese, persona seria che dice la verità. Di fronte alle sue parole, tutti i dati statistici, tutta la propaganda che si sente in TV o nei giornali passa in secondo piano.
Totò ci ha spiegato le ragioni per la quale abbiamo accolto la richiesta del nostro segretario Landini di parlare ai giovani. In un momento particolare, non sfugge a nessuno, noi siamo in campagna elettorale con il comitato referendario per il referendum oltre il 9 giugno, ma oggi abbiamo voluto questo incontro con i giovani e con i giovani studenti, e non è un dettaglio. Perché? Perché a nostro giudizio i giovani sono quelli che stanno pagando un prezzo altissimo, fuori misura, rispetto ad una società, quella italiana, che sta diventando sempre più egoista, a volte razzista, che grazie alle disattenzioni di politiche da anni a questa parte, questi ragazzi incominciano non più dopo l'università ad andare via, ma persino dopo le scuole superiori incominciano ad andare via. Facevo riferimento a fake news, a dati statistici. Credo che ognuno di noi però sa quello che succede nella propria casa, nella propria famiglia, nei vicini, con i nostri figli e con i ragazzi che abbiamo visto crescere. Non c'è bisogno di dati. Noi ci rendiamo conto ogni giorno di come questi ragazzi scappano, non vanno via per una scelta precisa, scappano perché c'è l'esigenza di trovare lavoro. Eurostat nel mese di marzo, l'ennesimo dato pubblico ufficiale, dice che la disoccupazione in Italia giovanile dai 14 ai 25 anni è oltre 4 punti percentuali rispetto alla media europea. I giovani quindi devono sapere che la CGIL non ne parla invano, anzi poniamo l'attenzione in maniera particolare perché è la nostra priorità. Finalmente giustizia è fatta per la giovane favarese Lorena 40, il suo carnefice condannato definitivamente all'ergastolo. Ergastolo ad Antonio De Pace, l'infermiere calabrese di 32 anni che uccise la favarese Lorena 40 il 31 marzo del 2020 nell'abitazione che i due condividevano a Fulcisicolo in provincia di Messina. La sentenza è stata messa dai giudici della quinta sezione della Cassazione ed è stato rigettato il ricorso dei legali difensori, gli avvocati Canino e Saiano, con la richiesta di annullare nuovamente il verdetto della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria al termine del processo d'appello bis, in cui i giudici non hanno concesso nessuna attenuante, confermando il carcere a vita per l'ex fidanzato della giovane favarese Antonio De Pace. È stata accolta invece la richiesta del sostituto procuratore generale di Cassazione Simonetta Ciccarelli, che nella sua requisitoria in udienza davanti ai supremi giudici aveva chiesto per l'imputato il carcere a vita. Il presunto stress da Covid-19 non è stato sufficiente a giustificare una riduzione di pena, aveva sottolineato. Il caso era tornato per la seconda volta in Cassazione dopo che i giudici ermellini avevano annullato la prima condanna all'ergastolo, chiedendo agli stessi di appello di valutare la sussistenza delle attenuanti generiche per stress da Covid. Non era né malato mentale né c'era alcuno stress, hanno chiarito i giudici. I legali, in una memoria di circa 30 pagine, contestavano la decisione dei giudici d'appello e in particolare lamentavano una motivazione illogica e contraddittoria, specialmente carente e in acuizione di avversità con la sentenza di Cassazione che, rinviando, richiedeva in specie che nel commisurare la pena venisse tenuto conto dell'influenza della condizione psicoemotiva vissuta da De Pace. All'epoca del terribile omicidio fu lo stesso De Pace a chiamare i carabinieri al telefono. Venite, ho ucciso la mia fidanzata. Lorena 40 sarebbe stata picchiata, colpita con una lampada da comodino e infine strangolata dallo stesso. Il movente non è mai stato del tutto chiarito. L'infermiere calabrese era stato dichiarato capace di intendere e di volere, quindi imputabile al termine della perizia effettuata per conto della procura dal professore Stefano Ferracuti, che aveva riscontrato l'assenza di disturbi psichiatrici nel ragazzo all'epoca dei fatti della vittima, di una importante condizione ansiosa.
De Paggi ha sostenuto, almeno nelle prime fasi delle indagini, di avere ucciso la fidanzata perché convinto di avere contratto il Covid-19 per merito suo, una circostanza che è stata ritenuta non credibile e smentita dai successivi esami effettuati. Panico al villaggio Mosè ieri sera per un vasto incendio che ha lampito alcune abitazioni di campagna e un'azienda agricola. Arturo Cantella. Momenti di panico ieri sera per i cittadini del villaggio Mosè, in zona mercato. Almeno 3 case di campagna e un'azienda agricola hanno rischiato grosso. È stato davvero tempestivo e provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno evitato il peggio. L'accaduto nella tarda serata di ieri nei terreni di fronte alla via Agricola Loggia. L'incendio è divampato tra le sterpaglie a ridosso della strada statale 115 e in poco tempo si è propagato. Le fiamme sono arrivate fino alla parte alta della via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Molta la paura tra la gente, i residenti e gli automobilisti che hanno transitato lungo la strada statale. Qualcuno volontariamente potrebbe aver appiccato il fuoco all'erba secca, provocando un maxi rogo. I vigili del fuoco sono giunti con 4 mezzi sul posto, hanno prima circoscritto le fiamme e successivamente hanno concluso l'opera di spegnimento. Un mese fa la morte di Papa Francesco e a Santa Maria Maggiore l'omaggio dei fedeli alla tomba del pontefice. È trascorso un mese, ma non è diminuito l'affetto che legava la gente al Papa degli ultimi. Papa Francesco verrà ricordato sempre per il suo pontificato, ritenuto rivoluzionario, ma sicuramente spontaneo. Veniamo alla politica. La cosiddetta area progressista agrigentina chiede di scendere in piazza. I motivi, vediamoli, ascoltiamoli nel servizio di Arturo Cantella. L'area progressista agrigentina, formata dai rappresentanti del Partito Democratico, dell'Alleanza Verde e Sinistra, da Lega Ambiente, da Agrigento in Comuni, da Laici Comboniani, dall'Associazione Adila, dal Movimento 5 Stelle, da Italia Viva, dall'Arci, dall'Associazione Agrigento Punta a Capo, Controcorrente, Restare per Cambiare, inviano un appello per la città che è allo sbando. Scendiamo in piazza a protestare. L'inchiesta giudiziaria e gli arresti di questi giorni, afferma l'area progressista, che hanno per oggetto appalti truccati, mazzette e corruzione, si inseriscono in uno scenario estremamente deteriorato che vede pubblici funzionari e pezzi significativi del mondo della politica agrigentina invischiati in affari illeciti e incapaci di fornire servizi efficienti ai cittadini, gravati da costi sempre più elevati. Il mese scorso è stato deliberato dalla Giunta Comunale un aumento di 40 euro a famiglia della tassa dei rifiuti, incrementando ancora di più il costo del servizio, oggi tra i più cari d'Italia. Al costo elevato per sovrappiù si accompagna la qualità scadente del servizio e sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono di larga parte della città, il proliferare dei cumuli di spazzatura, l'assenza di un adeguato scerbamento, la chiusura delle isole ecologiche, la mancanza del lavaggio delle strade, l'inesistenza dello spazzamento meccanico. Anche l'assemblea dei sindaci dell'AICA, di cui Agrigento è comune capofila, ha deliberato nei giorni scorsi un aumento del 5,40% della tariffa del servizio idrico. Quindi, afferma il comunicato stampa dell'area progressista, pagheremo bollette più care, mentre la prospettiva di una normalità nell'erogazione dell'acqua è sempre più lontana. Ma quel che più indigna è scoprire che mentre noi aspettiamo la nuova rete idrica, che aveva il compito di fare presto, pensava invece ad allungare i tempi per pilotare l'appalto a favore di imprese amiche, anche se prive dei requisiti patrimoniali.
Oggi i partiti che amministrano la città sono silenti, come se quello che sta accadendo non li riguardasse, come se reati ipotizzati di corruzione, turbativa degli incanti e frode nelle pubbliche forniture non fossero dei gravissimi delitti contro l'interesse di tutta la collettività. Pertanto, conclude il comunicato stampa, l'area progressista di Agrigento fa un appello a tutti i cittadini arrabbiati e offesi. I malintenzionati che amministrano la cosa pubblica si nutrono della nostra indifferenza. Scendiamo in piazza a manifestare. Chiediamo la convocazione immediata di un consiglio comunale aperto alla città. Si discuta del funzionamento della macchina amministrativa, delle sue inefficienze, delle degenerazioni e del malaffare diffuso. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza dell'amministrazione comunale di Aica per parlare di acqua e depurazione. È arrivato il momento, scrivono i consiglieri della Democrazia Cristiana, di schierarsi chiaramente dalla parte della città o contro. Siamo alla cronaca. Controlli della Guardia di Finanza in tutta Italia sul prezzo dei carburanti. Accertate 10.000 violazioni. Arturo Cantella. Al via il dispositivo di contrasto agli illeciti in concomitanza con il recente riallineamento delle accise. Nell'ultimo biennio, constatate dalla Guardia di Finanza, 10.000 violazioni. Il decreto interministeriale entrato in vigore lo scorso 15 maggio ha disposto il riallineamento delle accise sui carburanti, prevedendo in particolare la riduzione dell'aliquota applicata alla benzina di 1,50 centesimi di euro per litro e il contestuale aumento per lo stesso importo dell'accisa relativa al gasolio impiegato come carburante. La Guardia di Finanza, per arginare le condotte illecite e lesive della leale concorrenza, ha avviato sul piano nazionale, finalizzato a verificare il rispetto delle previsioni normative recentemente implementate con il coinvolgimento degli oltre 600 reparti operativi del Corpo e i supporti dei reparti speciali. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comando Generale, i reparti territoriali dovranno rilevare gli elementi sintomatici di manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi, sviluppando attività volte a risalire la filiera commerciale, individuando eventuali spregiudicati speculatori. I controlli della Guardia di Finanza, fondati su analisi di rischio elaborate a livello centrale, hanno anche un altro obiettivo: accertare che gli operatori pubblicizzino e comunicano il prezzo praticato secondo gli obblighi normativi vigenti, volti a favorire la trasparenza del mercato e la corretta informazione del consumatore. L'azione del Corpo della Guardia di Finanza nazionale, in ogni caso trasversale, riguarda l'assolvimento degli obblighi fiscali, il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione e la qualità del prodotto venduto. Nel biennio 23-24 sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza oltre 20.000 interventi contestati a vario titolo più volte nei confronti dei soggetti recidivi, 9.728 violazioni, di cui 2.416 per mancata esposizione o difformità dei prezzi praticati rispetto ai prezzi indicati e 7.312 relativi all'omessa comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ancora tentate truffe ai danni degli anziani da falsi carabinieri. Un odioso crimine che colpisce la provincia di Agrigento. Arturo Cantella. Recentemente 2 donne anziane residenti nei comuni di Santa Margherita di Belice e Lucasicola hanno denunciato presso le locali stazioni dei Carabinieri di essere state vittima di tentativi di truffa telefonica attuati con il cosiddetto metodo del falso carabiniere. In entrambi i casi le vittime hanno ricevuto una chiamata da un uomo che, spacciandosi per appartenente all'Arma, le informava che un loro familiare stretto, un nipote in un caso, figlio nell'altro, aveva causato un grave incidente stradale e che per evitare l'arresto era necessario consegnare immediatamente una somma di denaro o oggetti in oro.
Le due donne, nonostante lo stato di agitazione provocato dalla notizia, hanno avuto la prontezza di comprendere l'inganno e di interrompere la conversazione, evitando così di cadere nella trappola. Gli episodi rientrano tra le modalità più subdole adottate dai malintenzionati per colpire soggetti fragili, facendo leva sullo shock emotivo causato dalla falsa emergenza. La capacità delle vittime di riconoscere il tentativo di raggiro è anche il frutto dell'intensa attività di prevenzione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Tra le iniziative più recenti, cicli di incontri pubblici nei vari circoli e nei centri di aggregazione per anziani curati dai militari dell'Arma, durante i quali sono state illustrate le principali tecniche usate dai truffatori e forniti consigli utili per difendersi. La campagna informativa, in collaborazione con l'Atifar, Federfarma e l'Ordine dei farmacisti della provincia, che ha coinvolto ben 149 farmacie, con l'esposizione di locandine, diffusione di volantini, trasmissione di spot informativi sugli schermi interni alla stessa. Ancora una volta, la prevenzione si conferma non solo uno slogan, ma una strategia concreta ed efficace, capace di fare la differenza tra una truffa consumata e una truffa sventata. L'Arma dei Carabinieri ribadisce pertanto l'importanza della prevenzione e della tempestività di segnalare ogni episodio sospetto. Si invita pertanto, concludo, l'Arma dei Carabinieri, la cittadinanza a non fidarsi mai di chi al telefono o di persona chiede denaro o beni con urgenza, anche se si qualifica come appartenente alle forze dell'ordine, a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di ogni dubbio. Riqualificata l'aula consiliare del comune di Montevago. Il servizio è l'intervista al sindaco di Arturo Cantella. È stata inaugurata ieri sera, dopo un restyling, l'ala consiliare Falcone Borsellino del comune di Montevago. In particolare sono stati effettuati interventi ed efficientamento energetico per un importo di oltre 60.000 euro a valere sulle risorse del programma di azione e coesione della Sicilia 2014-2020. Sono stati inoltre riqualificati i locali e acquistati nuovi arredi. Sentiamo il sindaco Margherita La Rocca Ruvo e la presidente del Consiglio Comunale di Montevago, Antonella Migliore. La sala Falcone Borsellino, intestata ai due magistrati uccisi dalla mafia, ritorna ad essere a fruizione, intanto di tutta la città, ma in particolar modo è la sede del Consiglio Comunale. Questa sera siamo riusciti a poterla inaugurare. È un finanziamento che abbiamo avuto dai fondi di coesione, che ha previsto appunto l'efficientamento energetico, cappotto, infissi nuovi, e poi a questo si è aggiunto il restyling anche per quanto riguarda l'arredo. Ovviamente grande soddisfazione, perché da questo momento la sala comunale si presenta in una veste completamente nuova e sicuramente è un'altra bella realtà che viene offerta alla comunità. Per quanto riguarda l'efficientamento e gli interventi sulla sismicità, stiamo lavorando ancora con le scuole, abbiamo già consegnato la scuola materna perché è stata ultimata, stanno per completare le 2 stecchiere delle case popolari, sempre con un intervento di efficientamento energetico di 5 milioni circa. La città dei ragazzi, che anche questo è un altro edificio amato dai cittadini di Montevago, è prossimo all'apertura, spero entro il mese di giugno poterlo inaugurare, e poi si aggiunge il lavoro che si sta completando con la Chiesa Madre, che rientra comunque in un'azione di recupero di quello che la città di Montevago offre, per rendere la cittadina sempre più bella, fruibile a chi vi vive e accogliente per chi arriva da fuori. Seppur quest'aula consiliare è di recente costruzione, perché risale a una costruzione post-sisma, quindi degli anni '80, quindi insomma relativamente recente, è stato necessario fare degli interventi di ristrutturazione, ma soprattutto di adeguamento per il efficientamento energetico. Assieme a questi tipi di lavori, chiaramente si è provveduto anche a dotare la nuova aula consiliare di nuovi arredi, sarà dotato a breve di un impianto audio.
Io ritengo che questa aula consiliare è il simbolo di una partecipazione democratica da parte di un organo collegiale che è il Consiglio Comunale, che ha un ruolo importantissimo all'interno dell'ente, e in quest'aula penso che lavoreremo bene e ritengo che potrà essere anche utilizzata per attività che possano essere diverse dalle sedute di Consiglio Comunale. È stato presentato al Circolo Empedocleo di Agrigento, a cura della sezione Fidapa, presieduta da Concetta Sala, il libro di Esther Rizzo Berta Benz, Le 100 miglia che cambiarono la storia. Vediamo. Interessante evento culturale organizzato dalla Fidapa al Circolo Empedocleo di Agrigento, dove è stato presentato il libro di Esther Rizzo Berta Benz, Le 100 miglia che cambiarono la storia. Ad introdurre i lavori la dottoressa Concetta Sala, presidente della sezione Fidapa di Agrigento. La storia raccontata da Esther Rizzo è una storia vera su una donna geniale come Berta Benz, che ha saputo dimostrare che anche una donna può avere il talento necessario per compiere delle imprese e non arrendersi al ruolo di donna di casa. L'autrice Esther Rizzo da sempre si occupa delle tematiche che riguardano il mondo femminile. Ha scritto tra l'altro Donne disubbidienti, un testo sulle donne che si sono dissociate dall''ndrangheta, denunciando e collaborando con la giustizia. Un romanzo sulla prima donna automobilista che ha saputo imporsi, dimostrando che certi campi non sono solo al maschile. Sì, tra l'altro non è soltanto la prima donna automobilista, ma è la prima persona che ha guidato un'automobile, un prototipo che possiamo sintetizzare in una carrozza senza cavalli ma con un motore, e che nel 1888 percorse 100 miglia in 48 ore, aprendo così la strada a quella che poi diventerà la fabbrica delle automobili. È la consorte del fondatore. È la consorte del fondatore Carl Benz. Lei non solo comunque ha avuto questa intuizione geniale che oggi chiameremo di marketing, ma ha anche apportato delle modifiche o addirittura ha inventato alcune cose del motore, come anche il sistema frenante, però non le ha potute brevettare perché a quei tempi alle donne non era concesso brevettare, quindi sono tutte delle invenzioni e delle migliorie che sono sotto il nome del marito Carl Benz. Un muro dopo l'altro è il titolo di un volume presentato alla Biblioteca Lucchesiana. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Oggi si presenta questo volume, Un muro dopo l'altro. Sì, questo è un volume che è stato voluto, creato e diretto da Loretta Dolcini, che è un'autorità in materia, e parla appunto di questa unione che c'è tra la committenza pubblica e l'arte. Quindi le immagini che vengono ripetute in questo libro, unitamente a quella che è la filosofia stessa dello stare insieme, dell'arte che crea della bellezza, che genera bellezza, è il punto nodale di questo nostro incontro. Ma io sono particolarmente contenta rispetto a questo incontro perché, oltre che come presidente di una nuova Agorà, mi serve alla nostra associazione per promuovere un libro che consideriamo molto importante, ho anche l'opportunità di parlare di un'esperienza che si è maturata a Naro nel periodo in cui io ero sindaco, e per una convenzione che è stata fatta tra il Comune di Naro e l'Accademia di Belle Arti di Firenze, quindi l'istituzione comune con l'istituzione accademica rappresentata dall'Accademia di Belle Arti di Firenze. Parteciperanno anche alcuni protagonisti del book, del libro? Assolutamente sì, perché sarà presente pure anche lei, collega, sindaco di un comune del nord, ma lì è più naturale che ci sia la committenza pubblica. Io, professore, insisto nel dire che forse in Sicilia siamo l'unico comune ad averla fatta, di questo non sono sicura, però certamente noi ci siamo, l'abbiamo fatto con molta convinzione, nonostante a volte le critiche, ma quelle non mancano mai, spesso strumentali, però abbiamo lasciato qualcosa di duraturo
dove abbiamo anche cercato di sanare una ferita, perché ricordo a tutti, i nostri telespettatori lo sanno, significa anche avere ricucito quella ferita del 2005 quando un dissesto idrogeologico ha colpito la parte alta del paese. Abbiamo trovato un ottimo chirurgo plastico, il professore Vinciguerra, che ha saputo unire la storia della città, la bella storia antica della città, con una proiezione moderna che è molto significativa. Oggi qui alla Biblioteca Lucchesiana si presenta questo libro, un muro dopo l'altro, cui lei ne cura l'edizione. Sì, è un volume che raccoglie 10 anni di lavoro di giovani artisti che si sono formati all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove c'è un insegnamento speciale sulla pittura murale. E questi giovani artisti in questi 10 anni hanno dipinto diverse opere in diverse località italiane, e oggi si presenta un volume che raccoglie le loro opere, la descrizione delle opere, ma anche il significato culturale di questo lavoro. L'evento di oggi è curato anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Agorà. Sì, l'Associazione Agorà ha curato in particolare l'evento di oggi, in cui ci sono presenti tutti gli autori, gli artisti protagonisti della vicenda, e quindi viene presentato questo volume. Che racconteranno un po' le loro esperienze dal vivo. Sì, in particolare un artista, perché ci sono gli amministratori comunali che hanno promosso, c'è il professore Vinciguerra che è il docente dell'Accademia che ha promosso tutti questi dipinti, e ci sono io che sono uno storico dell'arte, sono il curatore, e poi c'è una giovane artista che in rappresentanza degli altri parlerà della sua esperienza. Sì, diciamo che questo libro raccoglie un'esperienza di arte pubblica attraverso la committenza di enti pubblici che in qualche modo ci hanno fatto conoscere l'Italia, da Merano a Naro, da Naro in Toscana e così via. Un'esperienza importante perché coinvolge i giovani in un duro lavoro che è quello all'esterno, con queste opere di grande formato. Ecco, ricordiamo il suo impegno a Naro col progetto MAN. Sì, il progetto MAN. Museo all'aperto Naro, è stato sviluppato nell'arco di 2 anni, che ha visto la partecipazione di giovani artisti, studenti dell'Accademia, provenienti da tutto il mondo, si può dire. Abbiamo avuto cinesi, peruviani e così via. Questo è importante perché si stava in qualche modo avviando un processo di internazionalizzazione di quel luogo. Secondo me ancora oggi urgente e necessario per un rilancio complessivo sotto un profilo di rivalutazione di tutto. La sua testimonianza qui oggi alla presentazione di questo libro. Allora, questo libro raccoglie un'esperienza bellissima che è stata portata avanti per un decennio durante i miei 2 mandati da sindaco, e poi è proseguita anche dopo. Una collaborazione tra il Comune di Campiglia e l'Accademia di Belle Arti di Firenze, che ha arricchito il nostro comune di opere d'arte, perché ogni anno venivano programmate e progettate delle opere di affresco su mura o diciamo realizzazione di opere che poi sono state posizionate in molte parti del nostro comune, sia nel centro storico di Campiglia Marittima che a Venturina Terme, e quindi è stata un'esperienza importante per diciamo, la collaborazione fra enti pubblici, quindi fra comune e accademia, quindi istituto di alta formazione d'arte, e anche una bellissima occasione per gli studenti che hanno potuto partecipare attivamente in tutte le fasi di programmazione e realizzazione dell'opera, e per i nostri cittadini che hanno visto diventare il paese molto più bello e godere di queste opere in tanti angoli delle nostre città. Ecco, lei oggi porterà la sua testimonianza di questo lavoro che avete fatto
che è raccolto nella presentazione di questo libro, Un muro dopo l'altro. Sì, Un muro dopo l'altro nasce per volontà di racchiudere all'interno di un volume quella che è stata l'esperienza di 10 anni di didattica per quanto riguarda noi studenti e di una grande spinta del voler fare, no? Quindi quello che abbiamo cercato di fare in collaborazione con Loretta Dolcini e il professor Saverio Vinciguerra è stato quello di inserire all'interno di questo volume tutte quelle che erano state le esperienze di pittura murale, di arte pubblica, fatte in 10 anni, insomma, di esperienza, di percorso. Lei è stato anche a Naro? Io sono stata a Naro in passato, non ho contribuito alla realizzazione dell'ultimo progetto, ma Un muro dopo l'altro, la presentazione di Un muro dopo l'altro getta in qualche maniera le basi anche per un futuro possibile. Di conseguenza la testimonianza di Naro diventa oggi fondamentale per proseguire questo percorso, no? Quindi per dire ok, l'esperienza non finisce nel 2021, ma prosegue con l'esperienza di Naro e con quelle che verranno nel futuro. Don Angelo, la Biblioteca Lucchesiana è sempre disponibile ai momenti culturali, oggi con la presentazione di questo libro Un muro dopo l'altro. Certamente la biblioteca è a servizio della comunità agrigentina e l'evento programmato questa sera, la presentazione di questo libro che raccoglie le opere, gli affreschi dipinti e realizzati dal professore Vinciguerra insieme alla sua equipe e al suo gruppo nelle varie città d'Italia, comprese tante opere realizzate a Naro, si inserisce benissimo in questo contesto della Biblioteca Lucchesiana, perché la biblioteca, oltre a raccogliere volumi che presentano il pensiero dell'uomo, tutto è fatto in un contesto di bellezza artistica, quindi l'arte è una componente essenziale della vita umana, quindi il bello che è raffigurato attraverso le immagini, attraverso le forme, attraverso le strutture, è sempre espressione di una realtà divina e quindi tutto quello che è bello troverà ospitalità in Lucchesiana. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia. Il piccolo teatro di Agrigento, per il suo impegno a favore della cultura senza godere di alcun contributo pubblico, ma mettendo in campo solo le proprie forze, ha deciso quest'anno di chiedere di donare il 5 per 1000 proprio alla cultura, utilizzando il codice 930 518 40 846. È stata celebrata ieri la giornata internazionale delle api, sempre più a rischio. Era il 20 dicembre 2017 quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di adottare una risoluzione attraverso cui ha dichiarato che il 20 maggio di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale delle Api. La ricorrenza è stata istituita in seguito alla pubblicazione del rapporto di valutazione tematico su impollinatori, impollinazione e produzione alimentare, pubblicato circa 9 anni fa. Ha segnalato il declino a cui stanno andando incontro le api e le altre tipologie di impollinatori. Gli esperti segnalavano già allora che un numero sempre più crescente di specie di impollinatori in tutto il globo era persino a rischio estinzione anche, ma non solo, a causa dell'uomo. Tra le cause che stanno portando al declino della biodiversità, spiega l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, vi sono la distruzione, la degradazione e la frammentazione degli habitat, l'inquinamento, in particolare da pesticidi, i cambiamenti climatici e la diffusione di specie aliene invasive, tra parassiti e patogeni. L'importanza delle api appare dunque significativa, anche considerando che quasi il 70% delle 115 principali colture agrarie nel mondo ottiene importanti benefici grazie all'impollinazione animale. In Europa, segnala ancora l'ISPRA, la produzione di circa l'80% delle 264 specie coltivate dipende dall'attività degli insetti impollinatori. Ma non solo, perché la produzione agricola a livello globale direttamente legata all'impollinazione animale ha un valore economico stimato tra 235 e 577 miliardi di dollari.
In Italia, invece, la valutazione economica del servizio di impollinazione delle aree agricole italiane è pari a circa 3 miliardi di euro l'anno. Ecco poi altri numeri che raccontano la situazione. La riproduzione dell'88% delle piante selvatiche da fiore del mondo, pari ad oltre 300.000 specie, dipende, in buona parte, dall'impollinazione animale. Tra gli impollinatori, le specie del genere Apis sono quelle con più esemplari, oltre 20.000 in tutto il mondo, gran parte delle quali selvatiche. La più popolare è l'ape domestica, anche conosciuta come ape italica. In tutta l'Unione Europea ci sono almeno 600.000 apicoltori, che gestiscono 17 milioni di alveari e producono circa 250.000 tonnellate di miele l'anno. In Italia, gli apicoltori censiti in Italia 5 anni fa erano circa 70.000, in costante aumento. In aumento è anche il numero degli alveari con una produzione di miele stimata in circa 25.000 tonnellate, sottolinea l'ISPRA. Ma, come detto, negli ultimi anni chi lavora nel settore ha dovuto fronteggiare la sempre più netta riduzione del numero delle colonie di api e il declino delle loro popolazioni. È tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.